Appuntamenti in agenda per sabato 6 aprile. Al via l'edizione 2024 della Rea Palus Race, la corsa con ostacoli, appuntamento sul lungomare di Rapallo con la cerimonia di apertura alle 9:20 e la partenza della prima batteria Elite alle 10. Alle 10, nella sala Quadrivium di Genova, si tiene l'incontro sulla valorizzazione e la salvaguardia del territorio in occasione dei 30 anni del programma escursionistico Camminiamo Insieme, che conta 570 iscritti tra Genova e il Tigullio Golfo Paradiso. Per celebrare la ricorrenza, il gruppo adotterà un nuovo sentiero tra Rossiglione e Molare. 12ª edizione del concorso fotografico in ricordo di Marco Corvisiero nel complesso di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. L'apertura della mostra dalle 10 alle 18 con orario continuato. Dalle 10 alle 19 nel Genoa Store di via Vittorio Veneto a Chiavari l'inaugurazione del nuovo Genoa Club Chiavari. Per l'occasione verranno emesse le prime tessere soci. In occasione della nascita di Mario Chiesa, il partigiano Balin, alle 11 cerimonia di commemorazione nell'ex scuola di Isola di Borgonovo di Mezzanego, al termine l'inaugurazione della stele in suo ricordo. Alle 11 all'interno del Cinema Mignon di Chiavari va in scena Anna, il film su Anna Magnani, sceneggiato, diretto e interpretato da Monica Guerritore. L'attrice e regista dialoga con Walter Veltroni, Andrea Plebe e Roberto Pettinaroli. Proseguono a Recco i corsi formativi promossi da Amio e dedicati alle buone pratiche per diventare super compostatore. Appuntamento alle 11:30 nella sala Franco Lavoratori. I corsi sono gratuiti, hanno durata di circa un'ora. Si chiude la rassegna Bad Guys sui cattivi del cinema. Appuntamento al Cinema Sivori di Genova alle 15:30 con Quei bravi ragazzi, i serial killer, a cura di Emanuela Martini. Nella Sala Rossa del Palazzo Comunale di Savona alle 16 va in scena l'incontro Intelligenza Artificiale in Sanità, sfide scientifiche ed etiche con Alfredo Anzani e Duccio Buccicardi, modera Don Angelo Magnano. Il Centro di Cultura L'Agave organizza alle 16:30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari un incontro con Antonietta De Robertis sulla rappresentazione del ciclo dei mesi in epoca medievale. Alle 17 all'Auditorium della Filarmonica di Chiavari l'Associazione Culturale Il Bandolo presenta l'incontro Oro Verde, quanto vale la natura in città, con Francesca Neonato per affrontare il tema degli spazi verdi nelle città. Nell'ambito della prima edizione della rassegna Casarza Letteraria Scrittori di Liguria, alle 17:30 all'Auditorium di Villa Sottanis, a Casarza Ligure, Mario Dentone e Roberto Pettinaroli introdurranno Togliatti e il Cardinale, il libro di Mario Paternostro, sarà presente l'autore. Educare, introduzione alla realtà totale da Don Giussani, un dialogo sulla sfida educativa è il titolo dell'incontro in programma alle 18 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Interverranno Alessandro Clavarino dell'Ufficio Scolastico Regionale, Matteo Severnini, preside dell'Istituto Scolastico Regina Mundi di Milano e Hans Maurik Brockmann, preside del Liverpool College in Inghilterra.